Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo weekly. Avete visto che hanno fatto i gioielli Shogun? Sono in argento 925 con le varie pietruzze. Ok, sono le 5 e un quarto, sono stata via un secondo. Sono stata via un secondo perché sono andata a prendermi la macchina. Perché Franz, quando è arrivato a casa oggi a pranzo, insomma, dopo lavoro, si è accorto che avevo una gomma a terra. Se volete sapere che cosa c'era nella ruota, questo, questa vite, cioè piccola, giusto una vitina. Abbiamo fatto sistemare la gomma e c'è meno un grado, meno 1, 0, dai. Eccoti, ciao Jimmy! Yoko! Jimmy! Ho la faccia da sconvolta. Domani sarò a casa a riposo finalmente. Ma c'è la gente che vede, ad esempio, l'ultimo video di Chiara, l'ho appena guardato, Chiara Facchetti si chiama, Kia Screech, ecco, che tra l'altro non sono più proprio bellissimi i suoi vlog perché manca proprio la figura di Baso che secondo me era diventata il punto centrale del suo canale, ma ci sono persone che vedono nel titolo un titolo a chiappa visualizzazioni, al che io ho risposto è semplicemente una frase che ha detto nel video e l'ha riportata, l'ha messa come titolo, cioè non è niente di... lo faccio anch'io, voglio dire, e poi è libera di fare quello che vuole, ma... E poi anche la foto, ma la foto d'anteprima non ci sono scritte, non c'è niente di niente, c'è solo lei. Che cos'ha di acchiappa visualizzazioni io non lo capisco, ma la gente è malata di testa, veramente. Ecco, il titolo di questo weekly vlog sarà La gente è malata di testa. Da mangiare faccio una pizza pronta per lui perché non ho voglia di fare niente. Volevo farvi uscire anche video spesa questa settimana, solo che non l'ho registrato semplicemente. Ma panna! Cioè, ha fatto il passaggio sotto la mia gamba. Buongiorno, ho dormito abbastanza, mi sono dovuta alzare dal letto perché avevo mal di schiena a stare a letto. Do da mangiare a questi gattacci perché hanno fame e ha fatto uno strato leggero leggero sottile di neve questa notte. Vi ho ripreso anche il pelmo prima perché c'erano quelle nuvolette anche adesso, però adesso è meno colorato. Devo fare il cambio lenzuola e... non lo so, farò anche una o due lavatrici, insomma farò anche qualcosa del genere oggi, quindi sarà una giornata molto casalinga. Per chi non ha visto i video in collaborazione, ecco qua, questa è la collaborazione con il sito Sal Digital, quindi li ho appesi qua. E vi avevo detto che avrei messo io il gancino, l'ho messo io con un po' d'attack e a posto, belli, mi piacciono. Ho spostato tutto perché ho tolto la tela del divano. E Pepe è contento perché il divano così gli piace. Non lo lascio così perché loro lo rovinano con le unghie. Se no sarebbe molto più comodo lasciarlo così effettivamente. Qui c'è un cervo invece che ha lasciato le impronte. E vanno nel boschetto, quello là. Bene, detto questo, vi abbandono. Pepe osserva, ma tanto non c'è nessuno. In questo momento ci sono, vi dico subito, intanto vi inquadro lì, ci sono, meno 2 gradi, quindi fa freddo oggi. Ok, siamo a dopo pranzo, noi siamo, io e voi, inteso. Dovrei lavare i piatti, ho registrato dei video, sono stata fuori al sole e si sta benissimo al sole, è bello tiepido. Adesso devo stare attenta perché il telefono, lo schermo fa il riflesso, perché se gli arriva sole sopra fa il riflesso sul muro e Pepe deve prendere il riflesso. Comunque sono in condizioni, con questi capelli devo lavarmi perché veramente ho i capelli che sono un disastro oggi. Mi sto bevendo il tè e io adoro, ma ancora di più di quello della Yellow Label Tea della Lipton, adoro questo qui dell'Eurospin. Questo qua ve l'ho detto ma ancora tanto tempo fa, anche un anno fa, forse anche di più, che è quello che preferisco come tè. Pepe, devo ancora mettere la tela sul divano, sì. Pepe,
Dov'è? Chip? Ah, Chip. Dov'è Chip? Chip! Ed è che è arrivato Pipo. Chip! Chip! Dov'è? Dove è andato? Non capisco. Chip! 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 Come farmi agolare Pepe e dire chip? Panna. Pepe è un chip dipendente. Un gnocca che sei. C'hai il nasino coricino ogni tanto. Pepe? Chip! Dov'è? 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 Chip! Oh, l'ho visto anch'io! Dov'è? Non so se vi ricordate questi qua che mi erano arrivati con la scatola della pappa dei gatti. Sono filetti di pollo e piacciono da morire e non li ributtano su, cioè non gli sono pesanti sullo stomaco. E sono confezionati così sottovuoto, uno per uno. E sono semplicemente da togliere dalla confezione e da fare a pezzettini per i gatti. Vero? Ne volete un po' di questo? Sì, il pollo! Chi vuole il pollo? Vediamo cosa succede. Tra Panna e Pepe chi vince? Vediamo. Chi vince tra... Ah, ha vinto Panna. Panna ha detto sì, mammina. Questa roba mi piace. Questo è mio allora. Sì, Pepe. Aiuto. Buongiorno. Ho un brutto colorito in faccia, lo so. Ma è la luce, penso. Adesso non lavoro, sono le 6 circa. E devo ancora fare diverse cose, soprattutto la cosa più importante è la piscina, devo ancora farla quella. Sto sbrigando a fare tutto il resto per poi concentrarmi su quella perché ho visto che è stata usata e quindi ci sarà da pulire. E niente, io vi auguro buona giornata, in realtà è una buona giornata per me, non per voi, ma niente, ci sentiamo dopo, finito di lavorare. Sono a casa, quasi mezzogiorno. Vi avevo detto non c'è verso di fare un video perché vengo interrotta ogni volta. Stavo dicendo allora che avevo detto che mi facevo sentire finito di lavorare. In realtà mi sono dimenticata completamente. Dopo il lavoro sono andata direttamente all'Eurospin a Cortina e sono andata perché ieri mi sono ritrovata completamente senza sabbia per i gatti e quindi ho preso, ecco cosa devo fare, mettere via la roba che ho comprato. Adesso devo fare da mangiare di corsa perché Franz viene a casa presto, deve andare via di nuovo pomeriggio. Cosa volevo dirvi? Niente, devo dare da mangiare a Panna perché mi stava assillando e io a forza di sentire miau 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 le urlo dietro perché mi dà fastidio. Che cavolo, sto preparando il tuo da mangiare, aspetta un attimo, non c'ha un minimo di pazienza sta gatta. Panna, basta. Ho fatto una sorta di ragù che ho macinato in padella con le spezie. Io non uso soffritti vari ed eventuali. Non uso aglio, non uso cipolla, non uso diverse cose. E qua ho la pasta. Pepe. 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 Sì, saluta, ciao. A posto? Pepe. Panna. Pepe. Dove vai con quel codino alto? Dove vai? Pepe. È sera e per cena ho preparato intanto l'insalata di finocchi e arance che io adoro, la mangio una volta all'anno perché la fa mia mamma di solito al mio compleanno. Ecco, io non l'ho mai fatta, però visto che avevo finocchi e avevo le arance ho detto perché non fare l'insalata di finocchi e arance. E niente, adesso qui c'ho l'umido perché dovrei cambiare il sacchetto. Sto tirando giù la roba da lì e devo fare da mangiare, non so che cosa fare. Buongiorno. Nessuno mi vede però. No. Mia mamma dovrebbe arrivare a momenti
Qua non mi si vede, ma sono le 3:54 tipo, una cosa del genere. È un po' in ritardo mia mamma oggi. Inizia una nuova giornata e c'era Silvestro qui che girava, però è andato a cuccia, è andato a fare la nanna, ho visto. Non sapeva dove andare e poi è andato nella cuccia del cane. E hanno un cuscino gigante dentro dove poter far nanna. E infatti dormono lì tanti. Cioè alcuni dormono lì, alcuni dormono su, tutti insieme in un cesto unico che non si sa come facciano a stare tutti insieme perché sono obesi. 10:11, ho acceso il fuoco, sono già a casa oggi e sto aspettando che finisca una lavatrice così la stendo. Vi dico quanti gradi. Beh, freddo, neanche tanto, sono 4 gradi. Insomma, c'è stato di peggio. È una bella giornata. Pepe, no, adesso stai dentro perché io devo andare a fare la doccia e quindi Pepe sta in casa. Ho appena lavato i piatti di ieri sera, pomeriggio sera, perché non avevo fatto neanche quello ieri. Devo dire che ho il vetro molto pulito. Questi sono i gatti, perché vedono qualcosa di fuori, ok? Cioè queste sono zampate. Bene, e questo vetro qua com'è ridotto? Ecco, devo pulire i vetri. No, questo è pulito. Devo pulire i vetri, decisamente. Guardate che roba! No, fa paura! Anticipazione della Degusta Box. Non vi faccio vedere altro. L'avvoltoio sta scendendo. Qui ho le lenzuola da piegare. Sono asciutte. Ciao Pipo! Adesso è il momento coccole. Adesso gira per la casa a fare miau e mi segue ovunque. E lì c'è un'ombra sospetta. Lo stemmino. Adesso mettiamo dentro legna. Pepe fa nanna. Panna, su, su, su. Bravissima. Brava. La mia gnocchetta. Brava. E buongiorno anche oggi dal lavoro. Ho sbiancato questo pavimento ed è venuto abbastanza bianco. Cioè più di così non può venire pulito. E niente, adesso aspetto un attimo che si asciughi il grosso, che si è così asciugato. E poi manca ancora una parte di spa. Siamo un po' in ritardo oggi perché ci hanno scritto di fare questi lavori e quindi sono da fare. Era da fare questo lavoro, però porta via tanto tempo e quindi niente, vi faccio vedere il risultato. Praticamente questo pavimento era non nero, di più, così è bianco, voi lo vedete ancora nero, in realtà così è abbastanza bianco e dovrebbe diventare tutto così. Qua è tutto macchiato, non so da cosa, e anche qua è tutto macchiato. È arrivato il pomeriggio anche per questo venerdì. Io adesso mi dedico alla doccia perché è ora. Ho sudato tantissimo, tant'è che ho tutte le radici dei capelli unte perché ho sudato veramente tanto oggi. E niente, quindi mi dedico alla doccia. Spero che i video che sono usciti questa settimana vi siano piaciuti. Arriverà il video della Degusta Box domani, quindi lunedì, che è super ottima, veramente ottima. C'è il codice sconto in ogni titolo di ogni video Degusta Box e lo sconto non è di tanti soldi, comunque se vi interessa è sulla prima box. E uscirà un video unboxing Shogun, poi uscirà il video uno spacchettamento di una cosa Amazon. Su quel prodotto Amazon vi farò un video a parte perché ho capito adesso come funziona, l'ho installato ieri, quindi vedrete tutto nei video che verranno. E poi ho in mente altri video e quindi io vi aspetto sempre qui sul canale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale iscrivetevi, lasciate un like a questo video. Vi ringrazio perché mi seguite sempre, nonostante io magari ogni tanto sia polemica e sia lamentosa, lo so, però voi continuate a seguirmi lo stesso. E niente, vi aspetto al prossimo video, quindi a domani, mi raccomando. Ciao!